Conclusa l'ultima edizione del concorso fotografico Il Veneto che cura, una foto al mese, indetto dalla ULSS 3 Serenissima. Dei 300 partecipanti, scelti gli scatti dei 12 mesi racchiusi nel calendario 2025. La qualità delle foto è veramente altissima, la commissione ha anche un po' faticato per scegliere, diciamo, per non eliminare foto che meritavano comunque di essere esposte, però veramente quest'anno è stata un'altissima adesione, un'alta qualità delle fotografie e siamo veramente molto, come posso dire, riconoscenti a tutte le persone che hanno voluto partecipare, anche perché alla fine non si vince nulla se non l'onore di essere, come dire, appesi alle pareti dei nostri ospedali, nei nostri distretti e poi nei reparti. Il concorso raccoglie immagini del Veneto e delle sue bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche e anche quest'anno le 12 foto più belle, stampate in grande dimensione, vengono esposte agli ingressi di tutti gli ospedali di tutte le sedi della ULSS 3. Una al mese, appunto. Grande l'orgoglio dei vincitori, come quello di Sara, ben 2 le sue foto scelte e pubblicate in apertura del nuovo anno. Ed è stato veramente bello vedere la mia foto stampata così col mio nome. L'ho fatta a Rialto, questa qui è invece a Fondamenta Nuove e questa qui l'ho fatta col cellulare, quindi sono molto fiera. Questo per dire che non serve una macchina supersonica per fare delle foto, insomma, apprezzabili, ecco, dipende un po' dall'occhio e dall'esperienza. Ho partecipato a questo concorso con questa foto che sarebbero le famose, noi di Chioggia le chiamiamo le famose molecche. Questi sono i molecanti, sono pescatori abilitati a questo tipo di pesca. E già si pensa alla prossima edizione. E sicuramente se ci sono riuscito anch'io potete farlo tutti.